San Giovanni di Dio, reparto del pronto soccorso, è un luogo che ha problemi da diverso tempo, problemi da tanti punti di vista, problemi perché manca personale e forse l'organizzazione potrebbe essere diversa. Sì, un'analisi impietosa quella che lei fa. Noi abbiamo registrato da tempo tutta questa difficoltà al punto che ci siamo decisi come CGIL Agrigentina a scrivere al commissario per fare presente queste criticità e in particolare abbiamo approfittato del cambio del direttore al pronto soccorso, uno stimato professionista, il dottore Vaccaro, al quale abbiamo chiesto un incontro che ci è stato annunciato ci sarà nei prossimi giorni, proprio perché riteniamo non più rinviabile una discussione franca, seria, onesta. Si deve prendere atto che così come è organizzato questo pronto soccorso e con questo numero di personale la gente impazzisce. Ci vogliono 4, 5, 6 ore per essere visitati. Francamente una cosa di questo genere non ce la possiamo più permettere, quindi è necessario che si assuma personale medico in particolare. Se 2 sono evidentemente insufficienti, bisogna creare le condizioni per mettercene ancora un altro. Poi aggiungo, c'è qualche filtro che non funziona perché tutta la gente, ed è tanta, si riversa al pronto soccorso perché non ha una alternativa. Noi dobbiamo immaginare che il pronto soccorso è per quel tipo di persone che ha un problema dove necessita un'assistenza più generica, più ampia, dove ci siano più professionisti. Invece anche per un codice bianco, un codice verde, la gente è obbligata, siamo obbligati ad andare a intasando i pronti soccorso. Questo perché la rete nel territorio non c'è. Allora noi dobbiamo creare la condizione, la regione Sicilia in particolare, che ne è responsabile di questo malcostume, con l'ASP deve creare davvero dei punti di primo intervento nel territorio, la sanità a casa del cittadino. Quando uno sta male deve andare nel proprio paese e per i fatti gravi allora arrivare al pronto soccorso. Spesso infatti la gente preferisce chiamare l'ambulanza piuttosto che recarsi al pronto soccorso, in modo tale da bypassare il triage ed essere portato in reparto. Ecco, questo fa sì che viene, saturato un servizio che invece è importante. Questo è il cane che si morde la coda. La gente deve farsi più furba o la pubblica amministrazione deve essere più efficiente? Noi diciamo che la pubblica amministrazione deve essere efficiente e quindi evitare che il cittadino deve aguzzare l'ingegno. Quello che descrive è una brutta cosa che purtroppo succede, ma la responsabilità non è del cittadino che non riesce a ricevere un servizio di qualità, un servizio da paese civile quale dovrebbe essere il nostro. Per questa ragione, quando uno sta male non ha l'obbligo di chiamare al 118, ma deve avere la facoltà di rivolgersi a qualcuno che comunque in alternativa ti venga a dare una soluzione.